Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti, studiamo oggi la trappola di Halosar, una trappola che sarebbe interessante da usare con il bianco ed è assolutamente da evitare con il nero. Allora, innanzitutto ho effettuato le opportune ricerche storiche e non sono riuscito a capire perché la trappola di Halosar ha questo nome, perché né nessun giocatore che ha sofferto con il nero questa trappola, nessun giocatore che l'ha eseguita con il bianco si chiama Halosar secondo le mie ricerche. Questa trappola esiste dal 1940 e uno dei suoi inventori è stato Joseph Diemer, che è stato uno dei creatori del gambetto Diemer, cui dedicheremo maggiore spazio in futuro sia per il bianco sia per il nero. Allora, l'apertura inizia con D4, D5 e 4. Ok, C4 è la mossa più normale, che è il gambetto di donna. È uno pseudo gambetto, non è un gambetto in realtà, perché in realtà dopo di per C4 il pedone verrà sempre recuperato. Vedremo in futuri video perché. Se vi interessa potete pure scriverlo nei commenti. Ci sono altre mosse normali come il sistema di Londra, ma qua l'eccentrico Diemer inventato E4. Ok, a questo punto dopo E4 il nero ovviamente prende il pedone, cavallo C3. Originalmente il gambetto Blackmar era F3, ma appunto Joseph Diemer, non so come si chiama, come si pronuncia, ha deciso di inserire queste mosse, creando il gambetto Blackmar Diemer, dopo E per F3, cavallo per F3. Ma a questo punto, per provare a creare la trappola di Halosar, bianco gioca donna per F3, sacrificando anche il pedone in D4, quindi sacrificando un secondo pedone e creando il cosiddetto Riders Gambit o Reader's Gambit, non so qual è la pronuncia corretta, so solo che un altro pedone cade e nero ovviamente lo prende. Allora diciamo che a gioco corretto questo gambetto è sbagliato e il nero perde solo se è troppo goloso, ovvero se il nero vuole prendere tutto il materiale. Il bianco gioca alfiere E3. Ecco qua, a questo punto il nero, se è intelligente, cosa fa? Ha già più materiale, potrebbe, non so, dare uno scacco per indebolire un attimo la posizione del re, finezza, offre il cambio delle donne, guadagna un tempo, completa lo sviluppo e vince a gioco corretto. Infatti questa è una trappola, la trappola di Halosar, ma non vuol dire possiamo provarla una volta, due volte in qualche partita a tempo veloce, magari senza elo, qualche partita amichevole per impressionare gli amici, ma non è da provare in una competizione, perché se il nero non è troppo goloso, allora può difendersi e avere i due pedoni in più, ma il nero vuole più materiale e quindi gioca donna B4. Quindi il nero, giocando donna B4, attacca il pedone in B2 e spera che il bianco arrocchi lungo, perché se il bianco arrocca lungo, la donna e la torre, la donna in F3 e la torre in D1 saranno sovrapposti lungo la diagonale di 1H5 e saranno vittime di un'infilata. Ebbene, il bianco ignora tutto questo, arrocca lungo, prende il controllo della colonna D per attaccare il re nero, ignora appunto alfiere G4, il bianco inoltre mette al sicuro il re bianco al sicuro, la torre attiva, il bianco ha tirato fuori i vari pezzi. Questa è probabilmente l'ultima possibilità per il nero di giocare qualcosa di sicuro, non so, magari
Si potrebbe provare a limitare i pezzi del bianco con C6, ma in questa posizione il nero ha già 2 unità di materiale in più, vuole guadagnare anche la qualità e prendere altre 2 unità di materiale. Ora la torre è attiva ma sta per cadere, la donna e la torre si trovano sulla stessa diagonale. Cosa può giocare dunque il bianco in questa posizione? Allora, il bianco ha la colonna D, il re nero è collocato in una casella ottimale, ci sono ancora 4 pezzi neri nell'ottava traversa. Il bianco ignora la donna minacciata e gioca cavallo B5, 2 punti esclamativi, minacciando matto. In queste posizioni, con il centro aperto, il vantaggio di sviluppo può essere devastante. Ora vediamo che si minaccia matto. Se il nero realizza la sua minaccia principale catturando la donna bianca, cavallo per C7, matto, la torre bianca taglia fuori il re lungo la colonna D e il bianco vince la partita. Sto cavallo è fortissimo. Se il nero gioca diversamente, per esempio se il nero difende C7, allora il bianco gioca donna per B7. Ora a questo punto minaccia la torre, il cavallo, minaccia vari matti e il bianco ha vantaggio decisivo. Partita completamente vinta il bianco. Se il nero giocasse donna per B5 eliminando il cavallo bianco, il bianco prende in B5 con scacco. Avendo preso il bianco in B5 con scacco, il nero non ha tempo di catturare in F3, quindi il bianco poi sposterà la donna in F1 in qualunque casella e avrà vantaggio decisivo e probabilmente vincerà la partita. Ok? Quindi dopo cavallo B5 il nero prova a creare spazio per il suo re. Si potrebbe provare E6, il cui esito sarebbe affine a E5, che è la mossa che vediamo, che crea ancora un ventaglio di caselle ancora maggiore per il re nero. A questo punto il bianco è tutto preparato per eseguire la trappola e gioca cavallo per C7. Un attacco doppio, fin qua tutto bene. Ora il nero gioca re E7. A questo punto il nero dice: è vero che ho subito un doppio, però il re per ora è al sicuro. È vero che non ha caselle dove andare perché non ha, non ha mobilità, ma il bianco non può attaccarlo su alfiere C5 e segue donna per C5. Il bianco può catturare la torre, ma il nero può catturare la donna bianca e l'infilata persiste. Ma ecco che il bianco gioca la mossa più bella di tutta questa trappola e gioca 2 punti esclamativi, donna per B7. La donna cattura il pedone in B7, attacca la donna nera, attacca la torre. A questo punto la combinazione principale, il tema principale della combinazione è la deviazione. Dopo donna per B7, la donna smette di controllare la casella in C5, il bianco gioca alfiere C5, scacco matto e il re nero cade vittima dei pezzi bianchi. Questa è la trappola appunto di Halosaar, che è stata giocata una partita esattamente così, non col pedonino E6. Ovviamente ci sono altre varianti, non col nero che abbandona prima, è stata giocata nel 1965. Una partita per corrispondenza di un certo Kullum contro Wojtowicz, nome polacco che non so pronunciare. Una partita bellissima. E poi c'è stata anche un'altra partita più che è finita così, e sicuramente su Licee, su internet, moltissime altre. Il nero qua partita persa. Se cattura la torre, allora il bianco cattura la torre, il re nero continua ad avere una posizione precaria, poi cadrà
o l'alfiere e o cadrà questa torre, l'attacco continua e il bianco ha partita completamente vinta. Se la donna nera si sposta, il bianco può prendere la torre in A8 con scoperta, sviluppare i pezzi con posizione completamente vinta. Perché? Perché il bianco ha più attacco, più sviluppo, darà matto al nero in qualche mossa e ha la torre in più. Quindi il bianco vince a pancia piena in questo caso. La golosità del nero di volere oltre 2 pedoni, voler dare anche l'infilata, ha portato alla sua rovina e a questa bellissima trappola di Halosar.